tornata a casa dalla spesa, sono partita alle 7:30 stamattina, sono le 9:58, non sono neanche le 10, sono già tornata a casa. Wow! Però dovete pensare che questa è la settimana del Ferragosto per me, quindi sulla strada c'è un traffico allucinante, per cui ho detto devo essere all'orario di apertura del Lidl, devo essere già lì, e infatti ero arrivata qualche minuto prima delle 8. Alle 8 aperto, sono andata dentro, ho fatto la spesa, poi mi sono fermata in un altro negozio e poi basta. Io vi registro lo stesso il video spesa, lo vedrete poi in settembre, ma i prezzi sono quelli, non cambiano di tanto, quindi vi faccio un po' vedere la mia spesa di oggi. Scarico il tutto, poi vi faccio vedere come sono vestita, perché ho messo su la gonna nuova, che sta benissimo con questa canottiera, è perfetta, perché all'interno c'è proprio lo stesso verde più o meno. Questo è leggermente più chiaro, più brillante, però siamo là. Basta. Vi faccio vedere la legna, perché ieri sera era buio. Forse così rende di più quanta legna c'è. Poi il tiragraffi andrà via, le 2 borse andranno in casa, però per il momento, insomma, è questo. Allora, mi serve la chiave di casa. Buongiorno! Ma dove senti? È pieno d'erba, amore, mamma mia. Mi sei sporcato tutto. Vieni qua. Uè. Dai. Sei sfinito, stanco morto. È il caldo che ti sfinisce, vero amore mio? Ti finisce tutto il caldo. Ti sei appiccicato? No, resina anche lì. No, già sei pieno di resina, amore. Vieni qua. Sono io, solo che ho la gonna. Ecco, ti ho tolto l'erba. Così sei un po' più decente, però sei pieno di resina lì, sai? C'hai un po' di resina. Sì, scusa. L'outfit di oggi è questo praticamente, gonnellone, che è fatto così con tutti questi fiorellini, questi rametti, foglioline, sono quasi uguali a questo verde. E quindi ho detto perché non fare questo abbinamento, è perfetto. E la borsa nuova, che è questa, vabbè adesso ve la chiudo un attimo così. Questa è, dalla parte così, dall'altra c'è la chiusura. Si può portare sia a mano che a tracolla. Io l'ho portata a tracolla, però bella. Tac. Eccola qua. E questa è la borsa di oggi. Ha 3 scomparti. Uno con la cerniera, che è quello centrale, poi 2 laterali che hanno semplicemente il bottoncino con la calamita. Ecco, questa nuova borsa, questo è l'outfit. Adesso vi registro il video spesa. Mi è arrivata questa scatolina Body Mod. Dai che carina che è! Ho preso questo, ma non va bene. Ho preso questo, che è un cuoricino. Questo è il piercing per il labbro, però è lungo. Però io posso utilizzare questo e la barretta che ho già, ma non so se ci sta dentro, perché vedo che è abbastanza lungo anche il cuoricino qua in metallo, vedo che è abbastanza lungo. Adesso non mi ricordo se questo sia, sì, è in oro, questo qua è in oro, infatti è costato un pochino, però vorrei anche provarlo. Allora vado in bagno e lo provo. Che bello cuoricino, bellissimo, poi dorato, mi piace un casino. Sapete che io amo l'oro come colore. Che carino! Ore 19:40. Sono appena rientrata a casa, sono piena di segatura ovunque. Ho appena finito di spaccar legna. Ho finito tutti i pezzi che aveva preparato Franz, li ho finiti tutti, li ho spaccati tutti. Sono piena di segatura ovunque. Adesso prima di tutto mi lavo e poi preparo la cena, ma prima mi devo lavare assolutamente, perché sono in condizioni, però non si vede dal video, ma ho tanta di quella segatura addosso, che è quella sottile, sottile, sottile. E adesso mi devo lavare. Pomeriggio produttivo, dalle 4 e qualcosa. Io ho iniziato tardi, 4:30, 5 più o meno. Ho iniziato a tagliare. Però abbiamo fatto un buon lavoro. Ho spaccato tutti i pezzi, ho resina anche in testa, molto bene. E ok, vi do una lavata. Ciao.
Ti piace stare lì, eh? È bello il tappeto. Ah sì, molto bello. Bello. Poi c'è fresco. Quindi si sta bene, vero? 17 gradi, ma sono le 7:20 di mattina. Mi sono alzata presto, ho già fatto colazione, guardate la luna lassù, con le nuvole dipinte. Che cielo, che è bellissimo, eh? Sembra un quadro. Ieri non mi sono fatta sentire in giornata, né mattina né pomeriggio né niente. Ieri pomeriggio ci siamo dedicati a spaccare altra legna, io con lo spaccalegna, Franz con la motosega, e io ho riempito un furgone intero. Che fatica! Abbiamo finito ieri sera alle 7 di tagliare, e io, perché Franz era fermo da un po', stava aspettando che finissi tutti i pezzi che mi aveva fatto. E niente, oggi alle 7:30 sono uscita di casa, forse erano quasi le 8, e mi sono messa a mettere via legna. E quindi il programma di oggi per me è questo, mettere via legna. Devo dire che sono già a buon punto, dai, non è male, ce n'è tanta e vorrei riuscire a finire, cioè spererei che queste legne bastassero per riempire tutta la terrazza. Non so in realtà se basteranno, sinceramente. Vi farò sapere più tardi. Questo è il furgone di legna che devo mettere via ancora, ne ho ancora metà e sto procedendo con la seconda fila, ho finito quella dietro, sto procedendo con la seconda, quella in mezzo, e man mano farò anche un po' la prima qua davanti, perché così si tengono su a vicenda tutte. E niente, adesso vado avanti. Non è che io abbia tanta voglia, vi dico. Non è che io abbia tanta voglia di fare questo lavoro, no. Adesso che mi sono fermata per stendere la biancheria e ho mangiato e adesso ho un caffè latte qua, sono stanca morta. Sono stanca morta, già. Vabbè, Vue deve essere andato a farsi un giro. Sono dimenticata di aggiornarvi. Sono le 17:20. Ho finito di mettere via legna ancora e non mi ricordo che ora. Sarà stato l'1:30, 2. Sono stanca morta. Sono sfinita. Ho fatto un lavoro. Cioè, veramente, se non fossi uscita stamattina così presto, tra virgolette, veramente sarei no, forse avrei già finito comunque, però
Ho fatto bene a uscire presto stamattina e iniziare a fare sto lavoro. Qui ho messo i fiori, li ho messi un po' alla buona, insomma, infatti quello lì è già andato dall'altra parte. Non c'è neanche Bue, oggi è stato qua con me fino una buona parte della mattina e poi sparito perché ha iniziato a far caldo, se n'è andato, mentre invece ieri era stato qua tutto il giorno con me. Oggi invece probabilmente ha visto che stavo lavorando e se n'è andato per quello, che non gli davo retta. E questa è tutta la legna. Guardate, faccio così col grandangolo, si vede meglio. Sono andata molto più alta, ancora un po' arrivavo sotto il tetto. Comunque questo è tutto il lavoro che ho fatto oggi. Ho passato un po' l'aspirapolvere anche su tutta la terrazza perché era sporchissima e poi anche sul tiragraffi. Oggi, ahimè, ero qua che mettevo via legna e lì vedo camminare per terra un calabrone. Eccolo qua. L'ho ammazzato con la schiuma, quella apposta per vespe e calabroni, e ci ha messo una vita a morire. Mi dispiace perché io non sono una che ammazza gli insetti, ma dovevo farlo perché avere un calabrone che gira no. E questo l'ho visto lì per terra per caso, ho mollato la legna, sono andata subito dentro a prendere il veleno e siccome ho già avuto l'esperienza con i calabroni in questa casa, ho detto no, questo bisogna farlo fuori subito. Però era tutto stordito, cioè non era bello vispo, non era un calabrone sveglio, sembrava come fosse mezzo addormentato, sì. Non so spiegarmela sta cosa. E quindi ne ho approfittato, sono andata subito dentro a prendere il veleno e gliel'ho spruzzato sopra. E basta, questo è quanto, insomma. Il meteo è un po' cambiato da stamattina, però come da previsioni si è annuvolato. Però adesso si sta molto meglio. E basta, questo è il mio aggiornamento. Qualcuno si è degnato di tornare a casa. Ciao, dove sei stato? Io ti ho aspettato fino adesso. Fai con calma, Boe, ti ho aspettato fino adesso. Da stamattina. Vero? Sei stanco? Hai cacciato qualcosa almeno? Ehi. Non vuole ascoltare, Tutti uguali i gatti. Oh là. Va, stanchezza. Stanchezza, sì. Beh, Bue, adesso non c'è caldo come prima. Bistecca? Bello. Cacciatori di farfalle. E sta volando? Eccola. Vai, cattura. L'hai presa? Ecco. Poi mi lamento che la roba è in giro.